Una nuova generazione di architetti che sappia operare in quel paesaggio della bonifica creato in Veneto negli ultimi 50 anni. Questo è l'intento formativo della Summer School Media Environment 2.0, promossa da Unione Veneta Bonifiche e Associazione Triveneta Dirigenti della Bonifica, in collaborazione con l'Università UAV di Venezia, Politecnico di Milano e Università di Udine. Circa 30 tra studenti e neolaureati hanno partecipato a 10 giorni di corsi, workshop e seminari tenuti da docenti di fama internazionale e dedicati al tema architetture d'acqua e paesaggio della bonifica. È nata come un'idea per portare a conoscenza il mondo della bonifica ai giovani, soprattutto ai giovani che stanno studiando l'architettura e soprattutto l'architettura del paesaggio, perché far conoscere il nostro territorio, per noi che ci lavoriamo tutti i giorni, che siamo impegnati a preservarlo e a garantire sicurezza idraulica ai cittadini, vuol dire cominciare a conoscerlo da dentro. Il nostro paesaggio non è un paesaggio così come lo vediamo naturale, è un paesaggio costruito dall'uomo, costruito con grandi sforzi da chi ci ha lavorato nella bonifica. Ecco che allora abbiamo cercato di coniugare la parola paesaggio con paesaggio della bonifica e soprattutto conoscendo il paesaggio della bonifica uno riesce a capire benissimo qual è l'origine del nostro Veneto, come il nostro territorio è nato. Stretta connessione tra paesaggio e bonifica che i partecipanti del corso hanno potuto toccare con mano affrontando 4 casi studio. La centralina idroelettrica Venegazzù a Volpago del Montello, l'impianto idrovoro Palù Grande di Concordia Sagittaria, l'impianto irriguo Doppia a Staranzano e l'impianto idrovoro Cavanella Po. Queste opere hanno certamente cambiato il paesaggio, perché la bonifica ha modificato e trasformato il paesaggio è così grazie alla bonifica, però a volte questi manufatti, fatti per essere funzionali, abbiamo avuto il dubbio che non si inserissero poi così bene nell'ambiente. E abbiamo fatto un primo convegno a Cave Dramin ragionando di questo anche con l'università e poi abbiamo deciso di proseguire, visto il risultato positivo di quelle riflessioni, organizzando questa Summer School per valutare concretamente alcuni casi che sono stati proposti dai consorzi di bonifica per poter vedere che soluzioni, come potevano essere modificati, maggiormente integrati e eventualmente anche per le nuove opere diversamente progettati. Gli studenti sono stati entusiasti perché era la prima volta che affrontavano un tema di questo genere che non viene assolutamente praticato nei corsi di architettura e avendo a che fare direttamente con un tema ben preciso hanno avuto modo di confrontarsi con qualcosa di reale e quindi con un'applicazione che in qualche maniera potrebbe anche essere realizzabile. A conclusione del corso, una lecture del noto designer Michele De Lucchi, che ha spronato i futuri architetti a cercare un nuovo approccio con il paesaggio, collaborando con la natura. Il ruolo del paesaggio è cambiato in funzione dell'organizzazione sociale nella quale si è vissuta. All'epoca della nobiltà il paesaggio dei nobili era bellissimo, coltivatissimo, super manutenuto e super progettato. Palladio ha disegnato le ville proprio al centro di giardini bellissimi. Oggi il ruolo del paesaggio è un problema di tutti quanti, dalle persone più semplici alle persone più ricche e facoltose. E oggi è cambiato perché tutti quanti si stanno rendendo conto che senza il paesaggio non possiamo vivere. Mi piacerebbe inventare uno slogan e dire paesaggio fa rima con saggio.